Salve a tutti, nuova puntata di Soundtrack City. Allora, oggi è una puntata interamente dedicata a questo, a Roma Film Music Festival, quinta edizione del 2026 che si è appena conclusa con un grande cineconcerto dell'Orchestra Italiana del Cinema. Si parla del 21 marzo e il 22 marzo. Però attenzione, sarà un concerto che si replicherà poi a Milano il 2 e il 3 maggio. Star Wars Episodio 6, il ritorno dello Jedi, con l'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal direttore Ernest Van Til. Grandissimo festival anche quest'anno, diretto come al solito da Marco Patrignani, dove ci sono stati tanti altri eventi che hanno visto molto spesso tra i moderatori il nostro Massimo Privitera, che infatti adesso vado a chiedergli insomma dove si trova in questo momento, soprattutto perché fino a qualche giorno fa invece era qui a Roma. Marco, mi trovo alla Biennale di Milano Art Expo e poco tempo fa ero già a Roma Film Music Festival, quinta edizione. Perché mi trovo qui con la mia socia Daniela Bocconi, che tanto sta facendo il video e quindi non la potete vedere, ma può salutare? Per questo, per la Sinfonia delle Emozioni, Biette Edizioni a cura di Ilaria Floreano, di cui tu hai già parlato con noi in una puntata che andrà in onda, dove racconteremo questo libro. Ma invece devo raccontare Roma Film Music Festival, dove abbiamo avuto questo tributo per il centenario della nascita di Piero Umiliani, con le figlie Elisabetta e Alessandra. Abbiamo avuto dei concerti che hanno proprio dedicato la figura di Piero Umiliani, grandissimo compositore della storia della musica per immagini, un avanguardista, un modernista. E da chi sono stati fatti questi contributi concertistici? Dai Calibro 35, Gigeni Munari Quintet e non solo. Ma uno dei momenti più speciali, più particolari, di cui andrete a vedere poi un video, è quello con Randy Kerber, il pianista di tutte le colonne sonore più famose della storia del cinema, 1000 colonne sonore in carnet, Titanic, Forrest Gump, Star Wars, Harry Potter, ma non solo, Il colore viola e tantissime altre. Ma il pezzo che andrete a sentire è un omaggio a Ennio Morricone, il più grande internazionalmente compositore della storia del cinema, con Nuovo Cinema Paradiso. Quindi buon ascolto e questo.